Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Sarà un autunno a tutta casa, questo è il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera, perché è alle porte il Salone di Milano, ma soprattutto tra poco più di un mese, tra un mese circa, a Udine arriverà Casa Moderna, un'occasione anche per ritornare a confrontarsi da parte degli espositori che aderiranno a questi due saloni con il pubblico, un pubblico che purtroppo è mancato a livello di fiere per la pandemia e che però rappresenta sicuramente un'occasione importante per mettere in mostra i propri prodotti, per far vedere insomma a che punto è un settore, quello della casa, che come abbiamo avuto già modo di dire nel recente passato sta beneficiando di un trend positivo, insomma i numeri sono confortanti sotto tanti punti di vista e la speranza è che questi saloni, il ritorno anche al contatto col pubblico, portino ulteriormente beneficio. Parleremo di questo assieme ad alcuni ospiti che vi presento subito, a partire da Carlo Piemonte, che è il direttore del cluster Arredo Casa Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Graziano Tilati, presidente di Confartigianato del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera e benvenuto a Claudio Bertolutti, imprenditore dell'omonimo mobilificio, e quindi questa sera chiederemo anche a lui, insomma, che ha il contatto diretto proprio con le persone per l'attività che svolge quotidianamente sul territorio, insomma quelli che sono gli umori del settore casa. Parto subito a chiedere a Piemonte, insomma questo autunno che sta per arrivare con questi importanti appuntamenti, che cosa ci porterà su questo fronte? Ma la prima speranza è che venga contenuta quella che è stata una situazione di emergenza e che in alcuni paesi comunque pone in evidenza degli scenari complessi. Quindi perché dico questo? Perché un comparto come il nostro, che vale 3 miliardi e mezzo di euro l'anno, la produzione di mobili, dell'arredo in particolare dei mobili, esporta 1,7 miliardi, guarda al mondo. Se sono più di 100 i paesi in cui noi esportiamo come comparto, guardiamo tutti questi, Europa in primis, America, Russia, Asia, Medio Oriente, quindi i segnali letti fino ad oggi sono positivi. Per il sistema casa, parliamo in particolare del sistema casa, i mobilifici, l'arredo è cresciuto tantissimo perché si è riscoperta la casa. Mi ricordo l'anno scorso quando anche insieme a Telefriuli facemmo tutta una serie di serate dedicate al vivere in casa, come è cambiato, ecco che effettivamente quel trend che immaginavamo quella volta si è avverato. Discorso magari che poi approfondiremo invece sul contract. Sul contract vuol dire gli hotel, vuol dire le commesse, anche gli uffici. A livello globale lì c'è ancora molta timidezza. Beh, chiaramente essendo rimasto il settore chiuso per così tanto tempo, lo abbiamo detto anche questo, insomma è l'altra faccia della medaglia che si spera possa ritornare in moto naturalmente. Tilati, per il mondo degli artigiani appuntamenti come questo, penso in particolare a Casa Moderna, sono occasioni speciali per mettersi in vetrina. Beh, credo di sì, anche perché diciamo è un'esposizione di prossimità fatta qui in casa, dove l'artigianato di servizio può mettersi in vetrina, può mostrare tutte le sue capacità. Diciamo in questo momento anche in cui c'è una serie di misure che incentivano anche la ristrutturazione, il recupero della casa, del pianeta casa, ecco che credo che i nostri artigiani saranno presenti, avremo un ruolo importante all'interno di questa fiera che è un tentativo di farla in presenza, sperando che questa pandemia vada scemando, di poterla vincere e che la gente abbia ancora voglia di uscire, di andare a vedere e confrontarsi anche con i produttori, con le persone che poi producono o realizzano questi servizi. Se ciò avviene, diciamo, potrebbe avere, oltre che un effetto economico, anche un effetto psicologico, un'iniezione di fiducia, e credo che questo in questo momento ci serva. Ecco, si ha fatto molto bene anche a sottolineare gli incentivi che sono in corso, sono tanti, sono importanti e sicuramente stanno dando una mano al settore, di questo torneremo a parlare tra poco. Chiedo invece a Claudio Bertolutti, che è una storica presenza a Casa Moderna, allora intanto perché scommettere ancora una volta sulla presenza in fiera?
Intanto va detto che la fiera è una grande opportunità sì per le aziende friulane e non solo, quindi gli espositori, ma anche per il territorio, perché credo che una politica corretta sia quella di fare sinergia. È una cosa che la categoria, quindi Federmobile in primis, ma anche la Confcommercio a livello locale ha sempre sponsorizzato, cioè dobbiamo essere capaci di fare sinergia dal produttore al distributore. Poi è chiaro che perché scommettere? Secondo me la scommessa è una scommessa di prospettiva, non possiamo vederla, giustamente Tilatti prima ha detto che ci sono degli incentivi, degli sgravi, eccetera, eccetera. Certo, questi dobbiamo essere coscienti che non dureranno in eterno, anche perché prima o poi il conto è da saldare. Gli imprenditori che vogliono fare mercato, gli imprenditori che vogliono continuare a fare impresa, dal più piccolo al più grande, secondo me devono iniziare a fare dei ragionamenti di prospettiva. Fare dei ragionamenti di prospettiva significa fare sinergia con quello che è il territorio, la produzione locale. In questo caso parliamo di Casa Moderna è una fiera regionale, a differenza della fiera che inizierà fra pochissimi giorni a Milano, che è una fiera internazionale. La Casa Moderna è una fiera locale, quindi è rivolta ad un mercato locale, dove noi siamo bravi, capaci. Il Nord-Est Italia ha fatto eccellenza nel settore arredo e ha fatto eccellenza anche a livello internazionale, perché il Made in Italy comunque a livello estero ha il suo peso e nel settore arredo, ripeto, ha un peso notevole. Ecco, lo diceva prima, anche è importante non solo dal punto di vista degli espositori, poi entreremo anche su questo versante, ma anche da parte del pubblico che ha sempre più bisogno, come dire, di essere anche indirizzato, di chiedere, di toccare con mano, di avere un consiglio. Ecco, forse lì in fiera è chiaro che non è online che si può andare a comprare un mobile, bisogna anche sentirlo, toccarlo e avere chi lo produce o chi lo vende che ti spiega che cosa c'è dietro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché ripeto, come ho anticipato, è un'opportunità per tutti, è un'opportunità per chi espone. Chi espone oggi ha la possibilità di confrontarsi, di ascoltare le esigenze del territorio e poi anche di proporre il suo prodotto. Quindi è una grande opportunità per l'espositore. Contestualmente è un'opportunità per il visitatore perché in una giornata riesce ad accogliere quelle che sono le offerte, le novità, ad accogliere quello che il mercato oggi suggerisce, ma soprattutto ad ottimizzare i tempi. Oggi questo non riguarda solo il settore arredo, è un po' la vita è frenetica per tutti, no? Quindi la chiave di lettura per ottimizzare anche il sistema vita è proprio quella di risparmiare tempo e in breve tempo riuscire a cogliere tutte le informazioni necessarie per poi fare un acquisto, in questo caso oculato, ponderato, perché ovviamente l'aspetto costi e l'aspetto prezzo è un fattore rilevante, ma c'è tutto ciò che ne consegue dietro, quindi il servizio, eccetera, eccetera, cosa che la fiera con un contatto diretto può dare, cioè mette in forza l'espositore da questo punto di vista, quindi c'è il contatto fisico, il confronto, ok? Ricordiamoci che abbiamo sempre due orecchie e una bocca, quindi sarebbe bene ascoltare il doppio e parlare la metà. Adesso sentiamo anche molte chiacchiere, no? Bisogna un po' sfatare queste cose, dobbiamo andare oltre e essere capaci di fare impresa in prospettiva, ripeto. Quindi la fiera è un investimento sì per gli espositori ma anche e soprattutto per il territorio. Ecco, Piemonte, si può quantificare insomma quale può essere anche un ritorno della partecipazione in fiera che, come diceva Bertoldi, magari può avere dei costi, ma sicuramente quello che ti rientra sia come contatti sia come magari anche vendite o primi approcci sicuramente è molto superiore, se fatto bene naturalmente. È una domanda complessa, non è una domanda che si risponde facilmente per più motivi. Noi col cluster abbiamo fatto fiere in tutto il mondo, con reti di imprese dal Sudafrica al Canada, abbiamo fatto eventi in America, in Cina. Va concepita la fiera non tanto come una piattaforma di vendita di e-commerce, come giustamente diceva, ma come un punto dove relazionarsi. In una fiera locale, regionale come Casa Moderna, che ha appunto il pregio di creare già dei contatti che il giorno dopo si può andare al negozio e approfondire. Quindi lì c'è forse una prossimità al mercato ancora più vicina, no?
Quelle che sono invece le fiere B2B, diciamo business to business, creano le relazioni per poi vedere il prodotto esportato in tutto il mondo. Ma io però arrivo anche a un concetto: se il nostro settore delle imprese, le nostre imprese investono soldi, e parliamo di milioni di euro che il settore arredo investe ogni anno, una fiera normale di Milano, diciamo adesso c'è il Super Salone domenica, ma la fiera normale, io credo che il sistema Friuli Venezia Giulia minimo come sistema metterà giù 20 milioni di euro, tutte le imprese messe insieme, certo. Cioè sono costi straordinari, parliamo di super costi, se non saranno 20 saranno 15, ma quello che è importante è poi che una fiera di questo genere, parallelamente anche a Casa Moderna a livello regionale, crea quei contatti, quelle opportunità che poi vanno presidiate. Ecco allora che strutturarsi con degli uffici commerciali, con degli agenti, piuttosto che con come si può dire, dei tecnici all'interno dei negozi dell'arredo diventa fondamentale. Non basta solo il prodotto, ma anzi tutto quello che è attorno al prodotto fa poi la vendita, fa poi l'arrivare sul mercato. Assolutamente sì, opportunità da sfruttare proprio per questo motivo, come diceva prima Piemonte. Il cliente è fuori casa, quindi fa due passi, viene oggi, vede e poi viene subito in negozio a comprare. Sì, indubbiamente. Due parole anche sul digitale, no? Quello che con il Presidente Tilatti più volte ci parliamo, piuttosto che si fa ragionamenti, il digitale ha accelerato tutto, ma non vuol dire che esclude il rapporto umano, anzi, dà ancora più valore per assurdo, però dobbiamo ripartire a viaggiare, che non vuol dire viaggiare solo a Timbuktu, per dire una battuta, ma anche poter andare in Francia serenamente, poter andare in Marocco, poter andare in Turchia, poter andare in Inghilterra, senza dover tornare a fare isolamenti, piuttosto che, ecco allora che un sistema esteso di protezione dei cittadini, tramite vaccinazioni, tutto quello che serve, ci garantisce di poterci rimettere in moto. Altrimenti, solo con il modello virtuale, un nostro prodotto, come dicevi tu, che va toccato, e il Made in Italy è quello, toccarlo, apprezzare, i nostri artigiani sanno fare questo valore, rischia di essere un pochino, diciamo, surclassato da altri dove questo valore non trasmettono ugualmente a noi. Ecco, sicuramente il tema anche della vaccinazione, del Green Pass e della possibilità di tornare a una vita tutto sommato normale grazie a questo documento, ma soprattutto grazie alla vaccinazione che c'è alle spalle, è fondamentale, e anche su questo punto torneremo poi nel corso della trasmissione. Intanto ci fermiamo per una pausa di pubblicità, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG trattiamo l'argomento che è quello della casa, anche in vista di importanti appuntamenti espositivi. Il Super Salone di Milano ormai è alle porte, poi dal 2 al 10 ottobre Casa Moderna a Udine, quest'anno è arrivata alla 68esima edizione, che proporrà quest'anno anche Casa Biologica, Casa Sicura e Casa Verde. Ne parlavamo proprio prima della pubblicità. La vaccinazione e il Green Pass hanno consentito anche a tante attività economiche di rimanere aperte, anche di riprendere di fatto con le esposizioni, con le fiere, e anche quest'anno naturalmente per accedere a Casa Moderna servirà il Green Pass. Tilatti, voi siete una presenza fissa ormai da tanti anni con Confartigianato. Insomma, due cose: la prima appunto sulla questione della vaccinazione, che è fondamentale proprio per riuscire anche a realizzare questi eventi, e poi insomma la vostra presenza in fiera. Beh, diciamo come presenza storica, se mi permettete un accenno storico, noi siamo i fondatori della Casa Moderna, perché la prima edizione che si fece nel 51, fu, subito dopo nel 47-48, poi il 51 cambiò nome, era la mostra della Casa Moderna e dell'artigianato. E fu l'allora presidente nostro Di Natale che assieme ai dirigenti di Gorizia organizzarono questo evento, e alla prima inaugurazione partecipò anche l'allora presidente del Consiglio De Gasperi, quindi noi siamo là da tanto tempo. Tornando diciamo a questa cosa del Green Pass, io credo che è inutile fare queste polemiche e queste contrapposizioni. Io ricordo, e qui
non so, voi siete troppo giovani, ma io mi ricordo negli anni 60 che appena arrivati a scuola ci fecero il vaccino, che è l'unico tatuaggio che porto sulla spalla, fatto col pennino, che era l'antivaiolo. Poi il Sabin per l'antipoliomielite, tutto questo migliorò la qualità della vita a quel tempo. Ora io dico, rispettando anche quelli che non hanno diciamo queste incertezze di fronte alla vaccinazione, uno, che ancora non abbiamo dei protocolli sanitari definiti per la cura, quindi questo è l'unico che abbiamo, cerchiamo di, pensando che costituzionalmente si dice, almeno a me hanno insegnato così, che la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri, quindi è un fatto di rispetto reciproco. Quindi a un certo punto, per poter lavorare, per poter fare questi eventi, è chiaro che bisognerà avere queste cose, ma il fatto di avere anche questo certificato non prescinde dal mantenere alcune misure che abbiamo imparato a conoscere di distanza, di evitare assembramenti, di parlarci in modo da evitare quei possibili contatti. Ecco, io credo che, mi auguro tanto che questa pandemia venga quanto prima debellata per permetterci poi una vita normale, ma nel frattempo facciamo qualcosa per rispettarci a vicenda e per non diciamo che mettere l'economia in difficoltà, perché un terzo lockdown, io credo che il nostro sistema paese, il nostro sistema economico non reggerebbe più. Assolutamente. Poi alla fine anche parlando di fiere, cioè quella parte di cui parlava anche Bertolucci prima, cioè e questo che lo puoi fare nelle fiere regionali col contatto, perché poi alla fine sì, il prodotto viene costruito bene, viene anche descritto coi social, ma tutta quella parte di servizio, di presenza, di adattamento, di progettazione in riferimento ai tuoi locali, i consigli, poi per non parlare poi della collocazione, del montaggio di queste cose. Questi sono servizi, e anche la parte di assistenza della vendita, perché ci sono 1000 sfaccettature di cui Claudio potrà parlare, no? Quindi queste le puoi fare in presenza, non le puoi fare coi click. E quindi io mi auguro che quanto prima, insomma, senza trascurare quello che diceva Carlo, perché certi mercati all'estero li puoi raggiungere così, poi alla fine, quando poi riusciamo a collocare il prodotto fatto bene e mandiamo anche i nostri tecnici a montarlo, a finire l'opera, poi si ricordano che cosa vuol dire il lavoro italiano, perché qua con tutte le critiche che ci facciamo a vicenda, ma io credo che capacità lavorative di fare bene i lavori e di disegnarli, produrli, montarli, non ce n'è in giro per il mondo. Su questo siamo sicuramente i numeri 1 o i numeri 2, ma io credo più i numeri 1, come diceva anche lei. Bertolucci, poi parliamo anche di prodotti, però la coinvolgo anche su questo discorso del Green Pass. L'alternativa sarebbe, come abbiamo visto purtroppo nel recente passato, quella di non poter fare queste esposizioni. Questo certificato, qualcuno storce il naso, ma in realtà permette a voi espositori di poter partecipare alla fiera, di realizzare questa manifestazione, come ne farà anche altre. Sì, assolutamente sì, credo sia una cosa corretta ed è una questione di rispetto che non riguarda solo la fiera, perché adesso stiamo parlando di questo argomento, ma è un discorso che va ben oltre. Io, come tutti, siamo sempre stati titubanti alle cose nuove, non testate, ai prototipi, alle nuove proposte, però alla fine dobbiamo anche pensare che dobbiamo salvaguardare e tutelare la salute degli altri, di noi, ma anche degli altri. Quindi il solo pensiero di avere un proprio caro anziano a casa che finisce in ospedale e non avendo il Green Pass non posso andare a trovarlo, mi fa stare molto male. Quindi questa però non voglio divagare su queste cose. Per quello che riguarda la fiera, dico che seppur con limitazioni, regole da rispettare, distanze, eccetera, eccetera, credo che la direzione stessa dell'ente abbia trovato delle soluzioni molto valide per mettere nelle condizioni sia gli espositori, ma in primis i visitatori, nell'entrare in sicurezza. Sono stati fatti degli investimenti importanti, mi risulta che le uscite di sicurezza sono state allargate, mi risulta che proprio la struttura è stata pensata in modo tale da lasciare più spazio. Non dimentichiamoci il grandissimo sforzo fatto dall'ente stesso
nel poter far entrare gratuitamente dal lunedì al venerdì le persone. Questo significa dare la possibilità di dilatare gli ingressi, ok? Di non fare assembramento il fine settimana e quindi di poter sicuramente mettere e lavorare in sicurezza gli operatori, ma soprattutto di dare un servizio migliore. Proprio stamattina c'erano dei dati, mi sono arrivati dei dati freschissimi da Federlegno Arredo, Sì. Dove sono stati comparati i dati del primo semestre dell'anno scorso e si parla di un aumento esponenziale a 2 cifre, si parla quasi di un 47,5%, cioè parliamo di un'esplosione netta per quello che riguarda la produzione e di conseguenza la vendita, no? Perché sono due cose che sono molto legate l'una all'altro e poi chiaramente l'indotto, eccetera, eccetera. E la cosa molto interessante è che all'interno di questo aumento esponenziale a 2 cifre, una buona fetta di questo aumento è data dal negozio di prossimità, dal negozio che fa servizio, dal negozio territoriale, non proprio come è stato fino a qualche tempo fa dalla grossa distribuzione, dai centri commerciali. Questo è un altro dato che va tenuto in fortissima considerazione, perché la forbice del servizio che può offrire la grossa distribuzione rispetto al negozio di prossimità sta sempre più aumentando. Quindi da una parte abbiamo quantità e fai da te, dall'altra parte abbiamo qualità, servizio, consulenza e poi tutto quello che diceva Graziano, no? Il mobile va venduto, per venderlo bisogna presentarlo, bisogna conoscere gli argomenti, ma soprattutto poi bisogna avere delle squadre di artigiani, di montatori, di installatori che sanno fare il loro mestiere e questo è una cosa che distingue le piccole realtà. Sì, ritorniamo al discorso di prima dove la qualità alla fine fa la differenza e come abbiamo visto anche per il turismo per esempio che dopo questi lockdown insomma le persone sono tornate anche a rifrequentare il nostro Friuli, anche i piccoli comuni, i piccoli borghi, anche così c'è stata questa riscoperta del contatto umano che forse un po' si dava per scontato prima e che poi ci siamo resi conto invece rimanendo chiusi in casa di quanto sia importante scambiare 2 parole e avere anche un feedback con una persona che si ritiene di fiducia, Piemonte, no? Indubbiamente, ribadisco, fare il mercato dell'arredo non vuol dire vendere oggetti d'arredo, vuol dire farli bene che è essere la base, cioè dobbiamo farli bene, non esiste, se no ti viene la contestazione, giusto? Giusto. Quindi, seguire il mercato dell'arredo significa essere a fianco di architetti, designer, progettisti, clienti che hanno bisogno di soluzioni. Non per forza dobbiamo vendergli quello che vogliamo noi, non è che siamo non so, lo shop di devi prendere questo perché ho più margine, ma trovare la soluzione giusta. Trovare la soluzione giusta significa il serramento giusto, la finitura giusta, risolvere i problemi a un'altra persona, l'arredatore, il designer o chi per lui, che anche lui ha problemi con i suoi clienti probabilmente. Quindi tanto più il nostro comparto, e qui parlo in grande, Sì, certo. produttori, distributori, artigiani, posatori, la cucina più bella del mondo, se posata male, non vale niente. Questo è poco da dire, no? Graziano, se il bravo artigiano che riesce a rifinire la cucina dà il valore a un oggetto magari perfetto e dà quel valore aggiunto, così come trova le soluzioni insieme. Quindi non esiste una filiera legno arredo, esistono tante filiere legno arredo, esistono tanti mercati e il mondo produttivo e commerciale e artigianale indubbiamente dialoga e deve dialogare allo stesso modo. Ecco, una battuta anche da parte sua per quanto riguarda il Green Pass, sicuramente anche poi per andare a esporre nel resto del mondo, sicuramente importante anche per partecipare a eventi come questi, insomma l'unica arma assieme al vaccino per provare a uscirne. Per me non è neanche un tema, nel senso se penso alla Cina, che hanno il Green Pass con stella, se hanno 1 o 2 casi in quella città, vuol dire che non possono prendere il treno o l'aereo se hanno la stella sul Green Pass, abbiamo l'ufficio là, no? Quindi dobbiamo assolutamente garantire chi c'è attorno, che siamo protetti, che proteggiamo l'altro, poi ognuno è giusto che abbia le sue idee, certo. Legittima, come ha detto il Presidente, la libertà di ognuno finisce dove iniziano i diritti di un altro, no? Quindi ben venga, la scienza continua a studiare che è fondamentale, quello è indubbiamente fondamentale per una cura definitiva, quello che noi possiamo fare è aiutare il comparto, aiutare le famiglie, aiutare gli anziani, aiutare chi non può vaccinarsi e il nostro ruolo, per quello che possiamo nella libertà di scelta, chiaramente
esserci vaccinati, avere Green Pass e collaborare alla ripartenza. Assolutamente, tenendo presente anche che c'è un'economia da salvaguardare, quindi quando si prendono alcune decisioni, diciamo a livello nazionale e internazionale, bisogna tenere conto che alle spalle però si cerca di tutelare determinate categorie che sono state magari molto penalizzate negli scorsi mesi e che consentono insomma al mondo di andare avanti anche dal punto di vista economico e non solo dal punto di vista sanitario. Di questo e di altro torneremo a parlare subito dopo la pubblicità con i nostri ospiti, a tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, il tema è quello della casa. Abbiamo sentito nel corso della trasmissione i numeri, insomma, sono molto importanti nel settore, continua a essere sicuramente uno dei settori trainanti e in vista ci sono importanti appuntamenti espositivi, a cominciare dal Super Salone di Milano, ma anche di Casa Moderna qui a Udine, dove ci siamo parecchio concentrati prima. Insomma, abbiamo sentito Bertolutti, che è un espositore titolare dell'omonimo mobilificio, ma abbiamo sentito anche un altro espositore che è la Metaltech di Ampezzo. Insomma, anche loro sono una presenza fissa ormai da qualche anno. Abbiamo chiesto anche a loro qual è l'importanza di essere presenti a Casa Moderna. Vediamo. Emiliano Spangaro, responsabile commerciale della Metaltech di Ampezzo, che sarà tra gli espositori di Casa Moderna a Udine. Beh, insomma, partiamo da qui intanto, l'importanza di ritornare in fiera, l'importanza del contatto anche con i clienti. Ritengo che la fiera sia un appuntamento importante, non esiste solo il web, no? Esistono anche i contatti umani, perché per certi prodotti, certe lavorazioni, certi interventi, soprattutto nella ristrutturazione, il contatto col cliente è fondamentale. Perciò la fiera è un appuntamento che per noi è assolutamente prioritario ed è utile per le aziende del territorio. Ci conosce, si contatta, siamo a contatto con la nostra gente, abbiamo la possibilità di spiegare come opera l'azienda sul proprio mercato, sul proprio territorio, ed è fondamentale e importante. Da quanto tempo siete presenti a Casa Moderna? Noi da 6 anni, ormai sono 6 anni, e l'appuntamento sta sempre crescendo di intensità e di interesse. Quali sono il settore, gli ambiti nel quale Metaltech si occupa e perché l'invito di venire a vedere con mano proprio in fiera quello che fate? È un'azienda storica carnica fondata da mio padre Nicola Spangaro 30 anni fa, e nel corso nell'evoluzione aziendale abbiamo creato un settore dedicato a partnership con aziende leader nel settore idrosanitario, quali Acuzzi, Albatros e altre minori. Nel contempo, nel 2008, è stato aperto un marchio personale, aziendale, quale Rigenera Sistemi Bagno, e ci siamo specializzati nella ristrutturazione dei bagni con dei materiali particolari, con dei materiali tecnici ad elevata qualità, con cui facciamo ristrutturazioni sia nella maniera tradizionale, quindi con piastrelle e tutti questi materiali cementizi e ceramici, che con pannelli tecnici insonorizzanti, isolanti, quindi attraversando un po' quella che è la richiesta degli ultimi anni di evitare demolizioni, fare degli interventi in tempi rapidi e mirati a un certo design e una certa qualità. Ecco, durante questa pandemia c'è stata un po' la riscoperta della casa, vi siete resi conto anche voi di questo? Sì, c'è stata una riscoperta della casa, in parallelo abbiamo attraversato poc'anzi un aumento veramente forte dei prezzi sul mercato internazionale, dall'acciaio in poi, che hanno un po' spaventato. Dall'altra parte sono anche cresciuti gli interventi dello Stato per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, che sono fondamentali per aiutare queste grosse spese, sia il giovane che la ristrutturazione per quanto riguarda magari un anziano che ha case di proprietà. Questo ha determinato un buon incremento di richieste. Dall'altra parte l'unico punto a sfavore, diciamo, che con la crisi del 2007-2008, la crisi edilizia, è decresciuta la manodopera specializzata. Adesso è un'occasione anche per ritornare a incrementare, no, questa fascia di figure professionali che mancano adesso, però insomma tutte le aziende friulane vedo che stanno reagendo, anche i nostri concorrenti, con un spirito no, del far bene le cose, di far bene i lavori, e questo ci porta sicuramente a dei pensieri positivi. Anche per questo è importante la presenza in fiera, per spiegare anche tutte quelle che sono le agevolazioni alle quali hanno diritto poi i cittadini, che non sono poche. Assolutamente sì, come ripeto ci sono più agevolazioni, più bonus che si possono sfruttare. Solo
solo in fiera si può approfondire con le persone direttamente e essere chiari su alcuni aspetti che magari su internet, no, si legge, ma c'è sempre bisogno di una consulenza da parte da chi fa i lavori. Insomma, è un aiuto a questo periodo e c'è molto movimento. La fiera è un'occasione e a Casa Moderna in particolare su Udine è una importante occasione per ritrovarsi e mettere sul tavolo questi argomenti. Ecco, in conclusione, che autunno si aspetta per quanto riguarda il vostro settore? Molto fermento, come lo è già adesso, ma crescerà perché ci sarà una preparazione ai cantieri per il prossimo anno, e questo è una prosecuzione di questo periodo positivo che riguarda purtroppo solo la parte di edilizia e ristrutturazioni, no? Però insomma è anche una fascia importante a livello professionale, coinvolge tante figure professionali, per cui insomma è assolutamente una visione positiva per quanto riguarda i prossimi mesi. Ecco, queste le parole di Emiliano Spangaro. Ha toccato però un argomento anche fondamentale, che è quello della mancanza di figure specializzate, della mancanza di professionisti specializzati. Piemonte, un po' in tutto il settore, no? Continua questa ricerca. Indubbiamente parliamo proprio anche di manifattura, nel senso più ampio, il sistema manifatturiero, il cui appeal verso giovani, o anche non solo giovani, verso la società è diverso dalle opportunità che realmente crea. Nel nostro settore legno arredo ha 22.000 persone che lavorano, quindi siamo a livello italiano la regione in cui in percentuale ha più incidenza, non proprio tutte le regioni. La fatica è nostra e noi dobbiamo operare di più, sono sempre autocritico, dobbiamo riuscire a comunicare meglio le opportunità che crea. La fabbrica, la tecnologia che è entrata, le capacità internazionali, la gestione dei progetti sono una cosa totalmente diversa rispetto a un'immagine tipica. Insieme a Confartigianato, Confindustria, Federlegno, il sistema bancario, tutti insieme stiamo lavorando, ma c'è tanto ancora da fare, ma indubbiamente quello che diciamo è il legno arredo in questa regione ha un futuro importante, sia per i giovani che per i meno giovani, e noi ci siamo. Ecco, si sta tentando in tanti modi, insomma, di attrarre delle figure. Tilati, anche voi vi rendete conto che si fa fatica a portare vicino dei giovani, insomma, nel vostro settore, però i posti di lavoro ci sono tanti e sono buoni, eppure c'è questo paradosso in questo momento. C'è grossissima difficoltà perché veniamo anche da 10 anni di crisi del settore, per cui alla fine molte aziende, il 55% di aziende ha chiuso, e quindi poi abbiamo perso circa il 50% delle persone, non solo perché le aziende hanno chiuso, ma anche perché sono andate in pensione e non c'è stato un ricambio generazionale. E come diceva Piemonte prima, abbiamo la difficoltà a convincere che il cantiere non è più quello di una volta, che anche nel cantiere edile comincia a entrare la digitalizzazione, ma certo è che un conto è lavorare su un tornio controllo numerico, un conto è lavorare sul cantiere, perché il cantiere dà soddisfazione sì, ma devi essere sempre attento e esposto alle intemperie, perché non c'è, quindi c'è alle intemperie, caldo, sole, freddo, c'è un po' di tutto, però le figure professionali, cioè le persone che lavorano hanno anche dei ritorni economici importanti. Poi un'altra grande difficoltà che abbiamo sono le professioni, le figure professionali che progettano e che dirigono questi lavori. Certo. Che è sempre per effetto di questa crisi, o perché la scuola non siamo riusciti a indirizzare, perché non è inutile dare la colpa sempre alla scuola, qualche responsabilità ce l'ha anche il mondo produttivo, e quindi diciamo oggi se un'opera inizia, se hai un bel progetto, un progetto fatto bene, che poi dopo è facile da realizzare, è facile poi da arredare, e quindi il dramma di questo momento sono proprio anche la mancanza non solo della manodopera qualificata, ma anche dei professionisti che ci possano aiutare nella progettazione prima e nella direzione dei lavori dopo. Ecco, sul fronte delle materie prime si vede qualche miglioramento, ce ne siamo occupati in passato e le cose insomma non erano proprio rosee, insomma il costo delle materie prime è alle stelle, ecco, da questo punto di vista come sta andando? Beh, io credo che anche qui cioè la globalizzazione, 10-15 anni di globalizzazione selvaggia ci hanno fatto capire che qualche ragionamento dobbiamo fare.
come siamo riusciti a fare le riserve strategiche per la benzina, per il gas o cose di questo genere, e per gli alimentari in caso di disgrazie, di pandemie, di terremoti, o dovremo farlo anche per le materie prime. Io credo che qui però non basta la politica italiana o della regione, qui ci vuole l'Europa che dica alle aziende manifatturiere diamo la possibilità, finanziandola a tassi agevolati o anche con contributi, per avere queste riserve strategiche di materie prime, perché guardate che qui la Cina, di cui parliamo tanto, ci ha portato via anche i rottami. E questo, noi che siamo bravi nella trasformazione, per fortuna poi chiedono l'acciaio italiano, però dobbiamo comprarlo e quindi siamo sottoposti a queste cose. Quindi tutte le misure della casa rischiano proprio un flop, proprio perché abbiamo questa esplosione esponenziale delle materie prime che poi fanno saltare i conti economici, no, di queste cose. Però questa è una lezione che diciamo, la supereremo anche questo, e quindi diciamo, ai decisori, insieme anche al mondo delle categorie, dobbiamo proprio introdurre una misura che ci permetta di avere le riserve strategiche anche in questo settore. Dopodiché, alla fine, perché non possiamo, vedete anche nella manifattura in genere, la mancanza di microchip ti tiene bloccato tutta l'automotive. Certo. O anche altro, e quindi, quindi un ragionamento dobbiamo farlo anche velocemente. Pensavamo che la globalizzazione fosse la panacea, invece ci ha creato non solo danni sotto il profilo economico, abbiamo visto anche la globalizzazione del virus che è molto veloce, quindi una riflessione a fine sconfiggiamo accantoniamo questa brutta esperienza, però subito al tavolo per capire che dobbiamo ragionare per preparare le misure per non trovarsi impreparati ancora una volta. Sicuramente, insomma, le criticità che sono emerse dobbiamo tenercele strette, analizzarle e cercare di prevenirle, insomma, per il futuro. Ci fermiamo per l'ultima pubblicità, poi ritorniamo a parlare di quelli che sono i prodotti che stanno andando per la maggiore, e poi anche un po' di bonus, perché non sono pochi quelli che sono in atto e sicuramente danno e stanno dando un grande impulso al settore casa tra poco. Ultima parte di Economai FVG, insieme ai nostri ospiti stiamo analizzando il settore casa, con noi c'è anche Claudio Bertolutti dell'omonimo Mobilificio. Insomma, a lei chiedo quali sono i prodotti che stanno andando per la maggiore, quali sono state le richieste maggiori che avete avuto e che state avendo in questo periodo? Sta tornando, o meglio, si sta rafforzando, questo è già partito da un annetto a sta parte, si sta rafforzando la richiesta dei prodotti, del buon prodotto, del prodotto sicuramente made in Italy, ma del prodotto qualitativamente importante, quindi sta scemando un po', come ho detto prima, no? C'è questa diversità fra la grossa distribuzione e il negozio di prossimità, e fra le tante cose appunto c'è l'aumento della richiesta di qualità. C'è un ritorno ai prodotti naturali, c'è un ritorno al legno, ai legni caldi, c'è un ritorno a tutto quello che è il materico, quindi le richieste di particolari in pietra ad esempio, colori caldi, laccature all'acqua, è un po' un tornare a quello che era un po' una volta. Io mi ricordo i miei genitori, noi siamo una realtà territoriale ormai di terza generazione, mi ricordo quando ero piccolo, insomma, anche durante le fiere le vendite erano molto più veloci, però si pensava molto alla qualità. Poi c'è stata la globalizzazione, come è stato detto prima, che ha i suoi pro ma anche i suoi contro, e quindi sono aumentate le vendite dozzinali. Adesso da qualche tempo, insomma, sta ritornando il prodotto di qualità. Ecco, questi insomma un pochino i gusti dei friulani, ecco, che ci ha elencato, ecco, anche sui colori per esempio ci stava dicendo, ecco, ci sono delle particolarità, delle cose che stanno tornando in modo specifico. Sì, sta tornando in maniera importante la richiesta del legno. L'ultimo intervento fatto da Graziano prima ha un po' fatto il quadro alle due parole che io ho detto all'inizio, cioè quando dobbiamo iniziare a pensare di fare una sinergia in prospettiva è proprio questo, noi dobbiamo coniugare
assolutamente tutto quello che è il mondo ecologico e quindi la salvaguardia del territorio, okay? Dal punto di vista delle nostre foreste ad esempio. Sarebbe molto interessante iniziare a pensare di fare una politica che abbia una fortissima spinta nella salvaguardia del dissesto idrogeologico, quindi i nostri boschi, valorizzare i nostri legni e quindi dipendere un po' meno da tutto quello che è l'importazione, no? Quindi questo significherebbe ottenere dei risultati economici e salvaguardare il territorio. Quindi una visione di prospettiva anche di salvaguardia. Ecco, quanto beneficio vi ha portato, vi sta portando il bonus mobili ad esempio, poi ce ne sono anche altri, però insomma forse nel particolare questo. Beh, il bonus mobili è uno strumento interessante, è uno strumento che ha dato e sta dando i suoi frutti, dà la possibilità in diverse situazioni, perché è stato studiato, devo dire, molto bene, quindi sta dando delle possibilità importanti a chi vuole affrontare un ragionamento improntato sulla manutenzione e sulla ristrutturazione, che è una cosa che ad esempio in Friuli ha preso sempre più piede ed è giusto che sia così, perché proprio a salvaguardia del territorio, forse lottizzare nuovi spazi eccetera eccetera fa bene fino a un certo punto, dobbiamo pensare a salvaguardare l'esistente, mettere a posto l'esistente e il bonus mobili va in questa direzione, è un incentivo fiscale per chi fa manutenzione e ristrutturazione, quindi è una misura corretta. E cosa si porta in detrazione la metà, mi sembra, della spesa? Si porta in detrazione il 50% in 10 anni, sì, il limite era 10.000 euro di spesa, è stato innalzato nell'ultima finanziaria a 16.000, quindi ha dato la possibilità di fare dei ragionamenti in più larga scala, quindi è positivo. Sì. Chiaro è che non credo sarà eterno, certo. Quindi in una situazione storica come quella che stiamo vivendo di fino a ieri contrazione economica, adesso sembra che le cose ripartano, qualcuno dice che siamo all'interno di una bolla, qualcuno dice facciamo una scommessa, vediamo se durerà fino a primavera 2022, ma no, fino a autunno 2022, certo. Non lo so. Certo è che noi dobbiamo essere capaci di andare un po' oltre. I tempi infatti sono quelli, insomma, come diceva lei, non è eterno e anche per questo, ritornando al discorso delle fiere, è importante magari spiegare anche questo a quanti si avvicinano agli stand e trovano negli espositori anche un consiglio da questo punto di vista, insomma, perché magari uno può pensare che il bonus mobili sia semplicemente un incentivo a cambiare la camera, invece è legato comunque a un intervento di ristrutturazione della casa, ma anche queste cose qui vanno spiegate, immagino che arrivino le domande anche in negozio, ma arriveranno anche in fiera, ecco. Sì, assolutamente, assolutamente. Tilati, chiedo anche a lei, insomma, i bonus lo sappiamo che stanno dando una grande mano a questo settore, insomma il bonus 110% su tutti, ma insomma anche tanti altri piccoli aiuti, c'era anche quello sul bagno eccetera, insomma sembrano piccolezze, ma se uno le mette tutte insieme e si sa ricostruire la casa ha un grande vantaggio economico in questo momento. Senz'altro hanno avuto anche un effetto shock in un momento in cui nessuno sapeva cosa fare, no? Quindi la gente era un po' spaesata, quindi queste misure hanno anche questo, diciamo, forse se l'avessimo adesso saremmo in grado di gestirle in modo diverso, magari allungarle, programmarle a sportello, magari con percentuali inferiori, in modo anche diciamo di trovare anche, perché chiaramente queste sono finanziate a debito, quindi queste bisognerà sicuramente poi restituire questi soldi, ma lo Stato può dedicare, perché noi il comparto dell'edilizia porta il 65% dell'economia interna. Se noi facciamo una misura a sportello, razionalizzata nel lungo e medio termine, noi potremo innescare una grandissima attività di rigenerazione, di riqualificazione del patrimonio, non solo edilizio, quello dedicato alla residenza, ma anche dove oggi si fa impresa, perché vuol dire renderla più green, meno energifera e più autosufficiente, vuol dire rendere competitiva anche il settore produttivo. Lo stesso per il turismo, quindi qui si tratta di fare un ragionamento di medio-lungo termine, far capire che le misure come queste hanno l'effetto shock che devono far risvegliare, far ripartire i mercati, però dopo dobbiamo tutti ragionare come questo effetto possa essere prolungato, perché tutto il nostro patrimonio edilizio dedicato sia alla residenza che alla produzione che alle attività ricettive
e poi il nostro territorio intorno che è un territorio meraviglioso, ma se è ben messo a posto, sistemato, è un veicolo, perché il 12% del PIL di questa regione viene anche dal turismo. Certo. Quindi un ragionamento con delle priorità, perché se decidiamo che un settore deve essere trainante, è chiaro che ci porta dietro anche l'artigiano, l'edilizia, l'arredo e tutte queste cose qua. Si tratta di ragionare tutti assieme per il sistema Italia. E come sappiamo trovare soluzioni nell'emergenza, perché nell'emergenza siamo veramente bravi, no? Dovremmo trovare la capacità di fare quella squadra, quella capacità organizzativa anche nel quotidiano, nell'ordinario, perché solo così diamo tranquillità, diamo serenità e creiamo non diciamo l'economia. È vero che ha dei picchi, ma se riusciamo a fare che le onde siano meno impetuose, forse è un bene per tutti noi, anche per programmare. Però qui ormai è del tutto evidente che o si fa un ragionamento a 360 gradi o se no oggi va bene l'edilizia e il comparto dell'arredo, però domani è finito questo effetto e ci troviamo. No, un'economia ha bisogno di una classe dirigente che ci pensi e pensi al di là, assieme alla politica, al di là della scadenza elettorale. Certo, ci deve essere assolutamente una strategia dietro. Insomma, l'effetto di questi bonus per il settore Piemonte potrebbe avere un effetto devastante potenzialmente. Ecco, secondo lei si sta sfruttando abbastanza o no? Ma sicuramente interpellanze della gestione delle entrate piuttosto che approfondimenti sono stati fatti, perché l'errore è dietro l'angolo, c'è anche questa paura, no? Certo. I soggetti dicono beh, lo faccio, poi scopro che mi manca la carta. Bravo. Mi pare che ci sia comunque un rapporto collaborativo e questa è la cosa più importante, ma ricordiamoci anche perché nascono, cioè parliamo di eco bonus, parliamo di sisma, no? Non parliamo di rinnovamento perché volevo la casa gialla e blu e adesso ce l'ho rossa, no? Certo. Quindi ecco, la sfida a cui siamo chiamati, generazioni attuali, future e passate, tutti insieme, è lo sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile non vuol dire solo ecologia, ma vuol dire sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questi tre pilastri messi insieme creano uno sviluppo sostenibile che è il nostro traguardo 2030, no? Lì dobbiamo guardare, quindi la strategia è sì rinnoviamo, sì cambiamo, una chiave sostenibile. Ecco allora che il discorso di Graziano è dire anche le fabbriche, cosa che il nostro comparto non è un comparto energivoro, ad esempio, è un comparto che già guarda la sostenibilità, è certificato per il legno sostenibile, FSC, PFC, però ecco, abbiamo cambiamenti climatici, abbiamo tanti temi, ma lo sviluppo sostenibile, queste due paroline messe insieme, declinate in quelle tre pilastri, economico, sociale e ambientale, sono la visione a cui dobbiamo arrivare. Perché senza sviluppo, sostenibilità sociale, ad esempio senza i giovani che restano, si formano, senza la giusta cultura, non c'è economia. Senza economia non riusciamo neanche a sostenere in certo modo l'ambiente. Ecco, sviluppo sostenibile ci tengo molto, ma ci teniamo noi come comparto più che io, è proprio questo. E lo vediamo, molti paesi non accettano più legno che non sia da foreste gestite in modo responsabile. Certo. Noi in Friuli abbiamo più di 88.000 ettari certificati PFC, i piopeti anch'essi certificati. Dobbiamo andare in quella direzione lì e ci stiamo andando. Sì, fortunatamente sì, siamo in chiusura, allora ribadiamo anche l'appuntamento con il quale abbiamo iniziato, che è Casa Moderna dal 2 al 10 ottobre alla Fiera di Udine, con tutte le sue sezioni espositive, Casa Biologica, Casa Sicura e Casa Verde, lo diceva anche Tilati, poi mi sembra prima, ingresso gratuito dal lunedì al venerdì, 3 euro il sabato e la domenica, che sono prezzi quasi simbolici. Servirà il Green Pass, ma su questo tutti quanti avete concordato che è uno strumento assolutamente fondamentale. In chiusura, credo che ognuno per il vostro settore sarà presente a Casa Moderna in qualche modo, si farà un giro, sarà lì, Bertolucci ci vivrà penso per alcuni giorni, ecco. Quindi diamo l'appuntamento agli spettatori e agli espositori, quindi sia ai visitatori che chi mostrerà quello che è il frutto del proprio lavoro, ecco, cominciando proprio da Bertolucci che sarà presente in prima linea. Beh, chiaramente è con soddisfazione che saluto tutti, ringrazio voi per l'invito a partecipare stasera, mi ha fatto veramente molto piacere e credo che, ripeto, Fiera di Udine è un'opportunità, valorizza sicuramente il prodotto locale, valorizza il territorio, una grande opportunità sia per gli espositori che per i visitatori. Ecco, anche Tilatti sarà lì, no?
Certo, non sempre proprio. Non sempre, ma a fianco insomma, ai nostri espositori, anche perché la vicinanza delle associazioni qualche volta è anche quell'aspetto umano, quella componente umana che il mondo dei rappresentanti degli interessi economici deve anche avere, perché l'economia è fatta da uomini, gli uomini hanno bisogno anche di soddisfazioni e di essere sostenuti in questo momento, cosa che siamo riusciti a fare in momenti drammatici, perché le visite che abbiamo fatto nelle aziende in momenti di difficoltà sono state le cose che ancora oggi ti arrivano messaggi di ringraziamento per essere stato, per aver bevuto un bicchiere assieme a loro, per aver scambiato qualche parola di incoraggiamento, perché chiaramente eravamo tutti in grossissima difficoltà, sapevamo che era arrivato qualcosa che non conoscevamo, ma siamo stati anche bravi ad affrontare tutti assieme insomma, quello che è successo. Perché io ricordo il 9 marzo del 2020, quando alla fine eravamo rimasti in pochi dirigenti all'interno della nostra associazione e passò questa macchina per la prima volta della protezione civile, che a me sembrava di essere in un film dove c'era stata un'esplosione nucleare, cioè dava un senso di tristezza e di paura, però eravamo lì e abbiamo detto, boh, ma i nostri hanno resistito a guerre, terremoti, alluvioni, non è che possiamo è passato tirarci il tempo, dietro. Fortunatamente le cose in parte sono migliorate, possiamo insomma darci appuntamento a Casa Moderna. Insomma, ce l'abbiamo fatta e ce la faremo. E ce la faremo, il cluster Arredo Casa insomma, vigila un po' su tutto, no? Piemonte, in conclusione velocissimo. Sì, cerchiamo di stimolare il confronto soprattutto, probabilmente quello su cui andremo, e con la fiera stiamo già intavolando il dialogo, a parlare del bosco legno, perché come hai detto è una risorsa preziosa che non va abbandonata, e l'abbandono del bosco è una delle cose peggiori. Grazie allora a Carlo Piermonte, Graziano Tilati e Claudio Bertoluti per essere stati con noi stasera, grazie anche alla regia di Fabio Di Bernardo e Paolo Bassi, l'appuntamento è per giovedì prossimo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.